Lo scontro politico su magistrati e immigrazione da una parte, dall'altra il botta e risposta sul futuro di Matteo Salvini nel governo. Il caso Open Arms e il desiderio per nulla celato del leader leghista di tornare ministro dell'interno animano lo scenario politico in questa fine d'anno. A Roma la premier Giorgia Meloni, che ha confermato senza esitazioni l'attuale inquilino del Viminale, e lo stesso Salvini si sono rivisti dopo il pronunciamento dei giudici di Palermo, con Salvini che poco dopo si è ritrovato proprio allo stesso tavolo del rivale Matteo Piantedosi. Agli interni c'è un amico, c'è una persona che ha la mia amicizia e la mia fiducia come Matteo Piantedosi. Sicuramente occuparsi della sicurezza, del futuro, della tranquillità e della serenità di milioni di italiani è qualcosa di bello a cui tutti non potrebbero che ambire, e se qualcuno in passato poteva dire Salvini non può andare agli interni perché c'è un processo in corso sulla sua condotta da ministro, adesso quest'alibi non c'è più. Quindi adesso è Però pronto a tornarci? In questo momento sto bene dove sto. E poi parlerò con Giorgia, parlerò con Matteo, ripeto, questo governo è una squadra di amici. In Veneto Lega e centrosinistra restano ferme su due visioni opposte del caso Open Arms, il Carroccio gongola e il PD incassa e tira dritto. Ci sono ovviamente giudici che sono effettivamente terzi e che guardano alla concretezza e all'oggettività delle prove che in questo caso non erano state raccolte durante il processo. Era un processo che purtroppo ha tenuto sulla graticola il vice premier Salvini, il segretario federale della Lega, per 3 anni. Era un processo che non si doveva assolutamente fare perché, come abbiamo sempre sostenuto, difendere i confini e difendere i nostri cittadini a livello appunto di confini italiani non è assolutamente reato. Continuo a pensare che quello che ha fatto nel 2019 sia sbagliato e che sia una vergogna trattenere delle persone che meriterebbero soccorso in mezzo al mare. Continuo a pensare che le sue politiche sull'immigrazione generino dolore, sofferenza inutile e insicurezza, in ultima battuta, e quindi continueremo a contrastarle sul piano politico, non sul piano giudiziario perché è lì che la battaglia va vinta, ma sicuramente senza farci scoraggiare da quella che alla fine è una sentenza sul se sia reato o meno quello che ha fatto. Non lo è, va bene così e andremo avanti.